Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Padrino a 23 anni, operazione della Guardia di Finanza al villaggio Santa Rosalia a Palermo, 26 arresti. Il boss comandava dal carcere attraverso le videochiamate dando ordini al figlio. La cosca imponeva prezzi agli ambulanti, aveva il monopolio dei fiori al cimitero e dirimeva le controversie. A Palermo il 16° simposio Cotec Europa, incontro annuale tra le fondazioni per l'innovazione di Italia, Portogallo e Spagna. Presenti il presidente Sergio Mattarella, il re di Spagna e il presidente del Portogallo. Diventa un caso di eccellenza medica la storia del piccolo Simone, primo paziente in Italia a sottoporsi a infusione di una terapia genica. Medici e genitori del bimbo di San Giovanni La Punta raccontano la loro battaglia contro la malattia rara. Posti letto ridotti, carenze di personale e lunghe liste di attesa. I sindaci del comprensorio di Giarre chiedono alla Regione interventi urgenti per l'ospedale Sant'Isidoro. Sisili, la Regione revoca i contributi e chiede la restituzione dei soldi agli albergatori che non hanno usufruito della misura promozionale, ma gli operatori del settore non ci stanno e replicano: noi non siamo inadempienti. Inaugurata a Catania Piazza Montana, un'area riqualificata con i fondi europei che fa parte di un più ampio piano di rigenerazione urbana che prevede altri 12 interventi urbanistici. Calcio, lavori in corso, Zafferanet Etnea nell'impianto che ospiterà il ritiro precampionato del Catania. Con le nostre telecamere siamo andati a documentare gli interventi di riqualificazione della struttura. Buongiorno e ancora benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con un'importante operazione antimafia delle Fiamme Gialle al villaggio Santa Rosalia nella periferia di Palermo. 26 gli arresti, la cosca aveva le mani sugli affari immobiliari, controllava le aziende del settore edile e in regime di monopolio la vendita dei fiori al cimitero. Il boss comandava dal carcere in videochiamata, il figlio di 23 anni gestiva gli affari. Manlio Viola. Dal carcere di Rebibbia, nonostante la distanza, continuava a guidare la cosca e lo faceva grazie alle videochiamate che riusciva a fare dal penitenziario. Il boss aveva delegato il figlio, ma era lui a dargli indicazioni e disposizioni. Così un intero quartiere di Palermo, il villaggio Santa Rosalia, era diventato una sorta di proprietà privata della cosca, da qui il nome dato all'operazione Villaggio di Famiglia. Una cosca che non faceva differenze sociali, ma usava chiunque le fosse utile, dagli imprenditori ai percettori del reddito di cittadinanza, e controllava ogni attività, dalla torrefazione alla rivendita dei fiori, dal commercio dei materiali per l'edilizia ai cantieri di costruzione, dalla ristorazione e dai bar fino alle rivendite di frutta e verdura. Al vertice della famiglia mafiosa c'era Salvatore Sorrentino, detto Salvino, e noto come lo Studentino. Sorrentino è nipote di Francesco Paolo Barone, appartenente alla famiglia di Magliarelli, che governa l'intero mandamento. Era stato arrestato la prima volta nel 2005, assolto e scarcerato nel 2007. Nuovamente arrestato nel 2008, era stato condannato a 8 anni e 5 mesi per aver fatto parte della famiglia mafiosa proprio del villaggio. Nel 2015 era stato scarcerato per fine pena, ma di nuovo arrestato e imputato nell'inchiesta Cupola 2.0 e condannato in primo grado con l'accusa di essere tornato a capo della stessa famiglia del villaggio. Sorrentino faceva arrivare i suoi ordini attraverso il figlio Vincenzo e durante le videoconferenze con i membri della famiglia Maniscalco, Ciccio, Francesco ed Anthony, Maria Mazzè, moglie di Andrea Ferrante, Leonardo Marino, Morris Morgan Cardinale. Ordini che servivano per controllare in autonomia il tessuto economico del quartiere. 33 i provvedimenti notificati dalla Guardia di Finanza, 25 arresti in carcere, 1 ai domiciliari, 7 le interdizioni dell'attività imprenditoriale. E fra i destinatari dei provvedimenti c'erano anche 20 percettori del reddito di cittadinanza, 7 le imprese sequestrate, fra cui il noto Baretto, e 6 ditte individuali di lavorazione dei caffè, di rivendita frutta e verdura, di trasporti e di costruzioni edili. Matteo Messina Denaro, il boss rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, è stato ricoverato nell'ospedale della città dell'Abruzzo per essere sottoposto ad un intervento chirurgico urologico. Secondo quanto si è appreso, l'operazione non è collegata al tumore al colon. Attorno alla struttura ospedaliera blindata sono state organizzate straordinarie misure di sicurezza. Palermo questa mattina ha ospitato il simposio Cotec alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Re di Spagna e del Presidente del Portogallo. Si è parlato di finanza sostenibile e transizione energetica. Ce ne parla Marco Gullà.
Finanza sostenibile e transizione energetica sono stati i temi trattati questa mattina al Teatro Massimo di Palermo nel corso del convegno Cotec alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Re di Spagna Felipe VI e del Presidente del Portogallo Marcelo de Sousa. Il focus della 16ª edizione di Cotec Europa si è incentrato su alcuni aspetti di grande rilevanza. Si è parlato dell'importanza dell'innovazione nell'ambito del rapporto tra finanza e sostenibilità, di come sia necessario individuare nuove forme di finanziamento che possano garantire agli investitori un uso trasparente delle risorse, fornire dunque soluzioni che possano incentivare anche il settore privato al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, un po' quello che ha ribadito nel corso del suo intervento anche il Presidente Sergio Mattarella. Sostenibilità, finanza e innovazione sono le tre parole chiave di questo appuntamento, questioni che trovano largo spazio nell'agenda internazionale e interpellano i governi. Il tema di questa edizione ci invita a riflettere sul potere trasformativo dell'innovazione in tutti i settori, anche in quello della finanza, e circa il ruolo di quest'ultima nel mobilitare risorse per obiettivi di inclusione e di crescita. Basti pensare alle trasformazioni gemelle di digitale verde, poc'anzi citate, e al significato che esse assumono per una responsabile gestione dell'avvenire del pianeta e per un modello di sviluppo equo. Una governance adeguata è naturalmente strumento chiave per vincere le sfide globali con cui ci confrontiamo per mete collettive di progresso. Desidero ringraziare i nostri ospiti italiani per la generosa accoglienza e in particolare il Presidente Mattarella, ha detto invece il Re di Spagna. In questa occasione, ha aggiunto, infatti il foro Cotec si svolge proprio nella città che gli ha dato i natali, un luogo incredibilmente ospitale e di grande bellezza in cui io, come tutti noi penso, mi sento come a casa. E adesso vi raccontiamo la vicenda del piccolo Simone, un bimbo catanese affetto da una malattia rara. La sua diventa una storia di eccellenza medica. Oggi in conferenza stampa all'ospedale Umberto I di Roma i medici e i genitori hanno raccontato quello che è diventato il primo caso in Italia di infusione di una terapia genica, un risultato arrivato dopo le lotte dei genitori e una lettera addirittura indirizzata alla Presidente Giorgia Meloni che è diventata poi virale. Eva Spampinato. Quando lo scorso marzo Sebastiano e Sabrina scrissero quella famosa lettera appello alla Premier Giorgia Meloni per aiutare il loro piccolo Simone a ricevere le cure adeguate alla sua malattia rara, non potevano immaginarsi che poco più di 3 mesi dopo la loro storia sarebbe diventata un primato italiano e un caso di eccellenza medica. Abbiamo dovuto affrontare questioni giuridico-amministrative riferite alla gestione della pratica presso AIFA e l'acquisizione del farmaco. C'è stato un grandissimo lavoro di preparazione, di organizzazione e di messa in sicurezza attraverso blindate procedure di quello che doveva essere il percorso diagnostico e terapeutico di Simone. Oggi in una conferenza stampa alla Policlinico Umberto I di Roma si testimonia un pezzo di buona sanità che però è costata fatica, tenacia, notti insonni e numerosi viaggi della speranza alla coppia di genitori catanesi. A distanza di un mese qualcosina già la stiamo vedendo, per cui il bambino è molto più energico, si stanca di meno, ha meno crisi oculogire, se non del tutto quasi sparite, però mi torna a dire ancora è molto presto. Il 22 maggio scorso Simone è stato il primo bimbo in Italia ad essere sottoposto ad una terapia genica innovativa con un approccio innovativo ed un farmaco innovativo. È stato fatto un lavoro veramente magistrale, intervento di 8 ore, un'operazione particolare visto che si è toccato il cervello, ma venire costantemente aggiornato dai medici dove ci tranquillizzavano, a ogni passaggio dell'infusione sono state fatte 4 infusioni, quindi a ogni passaggio venivano a tranquillizzarci, a dirci guardate siamo arrivati a questo punto, quindi siamo stati seguiti tutto il tempo. La terapia genica era per il bimbo l'unica speranza di cambiare il corso naturale della sua malattia e Simone era l'unico dei 16 pazienti italiani eleggibili a ricevere questa terapia che però, pur essendo autorizzata a livello europeo, non aveva ancora finito il suo iter regolatorio in Italia e l'approvazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Si seguono delle linee guida, però sarà un progressivo
diciamo passo dopo passo e vedere i vari miglioramenti di Simone, però non è che si sa con certezza quello che succederà da qui ai prossimi anni. Simone oggi ha una speranza in più per vivere, ma soprattutto per condurre una vita più dignitosa. Il comitato dei 10 sindaci del distretto sanitario di Giarre chiede alla regione di intervenire sul presidio ospedaliero San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro per evitare di sprofondare in un abisso come è accaduto già in passato, e lanciano anche una proposta. Ce ne parla Simona Mazzone. Posti letto ridotti, carenze di personale tra medici e infermieri, lunghe liste d'attesa per i cittadini, criticità che si trascinano da anni al presidio ospedaliero San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro di Giarre, un trend che purtroppo riguarda l'intera Sicilia, ma che qui è sotto l'occhio vigile del comitato formato da 10 sindaci del distretto sanitario, il cui bacino d'utenza in estate può arrivare a contare circa 200.000 persone. Chiedono ancora una volta l'intervento della regione per evitare che l'ospedale arrivi al collasso, come spiega il sindaco di Riposto, che è anche deputato all'ARS. Oltre all'attenzione che continueremo a riservare all'ospedale di Giarre, è quella che si continui a seguire questa direzione di miglioramento che è stata rivolta all'ospedale di Giarre nell'ultimo periodo, proprio per evitare che, come è successo anni fa, senza la giusta attenzione della politica, questo ospedale possa ritornare nel baratro. Il presidio costituisce un fondamentale punto di riferimento sanitario per tutto il comprensorio ionico e etneo. In passato si è parlato in diverse occasioni delle problematiche emerse, come la chiusura, ad esempio, del pronto soccorso nel 2015, poi riaperto nel settembre 2021, dopo 6 anni, ma con una pianta organica ridotta. La buona notizia è che sono appena arrivati qui 3 geriatri e che dal punto di vista strutturale, come vedete dalle immagini, si sta lavorando per la demolizione degli inagibili locali che ospitano il laboratorio di analisi, al posto dei quali sorgerà la camera calda, e la proposta dei sindaci al governo regionale è quella di accorpare le aziende territoriali ad ospedali più grandi. La proposta che è nata ieri e che comunque si parla già in regione in maniera non ufficiale, però le voci diciamo che la direzione che si vorrebbe intraprendere è questa, è quella di accorpare le strutture territoriali più piccole, quindi in questo caso per esempio Giarre, alle aziende sanitarie più grandi, come potrebbe essere per Giarre per esempio il Cannizzaro, in modo tale che i medici si debbano spostare all'interno della stessa azienda ospedaliera in un raggio che non sia poi magari superiore a una 50 di chilometri, una 40 di chilometri. Qual è il prossimo passo? Il prossimo passo è quello di verificare io se l'assessorato alla sanità stia veramente valutando la possibilità di rimodulare tutta la rete ospedaliera siciliana. Alla riunione hanno partecipato anche i sindaci di Giarre, Comune Capofila, Piedimonte Etneo, Fiume Freddo di Sicilia e Sant'Alfio, oltre al direttore sanitario, dottor Giuseppe Mirone. Al via il potenziamento del servizio di emergenza-urgenza nelle isole Eolie. Dal 7 luglio a Panarea e Filicudi saranno operative per la prima volta 2 ambulanze, mentre la postazione del 118 già esistente a Lipari potrà contare anche su un secondo mezzo di soccorso. Il provvedimento è stato disposto dall'assessorato regionale alla salute e concertato con la Seus 118 e l'ASP di Messina. Adesso ci occupiamo del Sea Sicily, è diventato un braccio di ferro. La regione chiede agli albergatori la restituzione delle somme stanziate con la campagna per la promozione turistica, ma i rappresentanti di categoria non ci stanno e dicono noi non siamo stati inadempienti. Lorena Dolci. Le prime lettere sono già partite, destinatari alcuni degli alberghi siciliani che non hanno piazzato neanche una delle notti acquistate dalla regione nel programma Sea Sicily, che avrebbe dovuto fare ripartire il turismo dopo gli anni della pandemia. Una manovra costata oltre 70 milioni, ma rivelatasi un flop con poco più dell'1,16%, pari a 17.000 posti letto occupati in quasi 3 anni sulla piattaforma. Sulla vicenda anche i fari della Commissione europea, che potrebbe chiedere la restituzione di parte dei fondi stanziati. Adesso il decreto di revoca del bando, che si scontra con le perplessità degli albergatori. Il contratto non prevede rimborso in caso di scadenza dei termini e mancato occupazione delle camere. Quindi per quanto ci riguarda, la risposta che gli albergatori, che io suggerisco e che gli albergatori daranno, immagino, alla richiesta della regione sarà: nessuna
rimborso è dovuto poiché nessuna inadempienza risulta esserci stata. A spalleggiare gli albergatori anche i deputati di Fratelli d'Italia, che bollano come gravissima l'iniziativa dei dirigenti dell'assessorato al turismo, chiedendo l'intervento del governatore Schifani. Ma se sul rilancio del turismo si gioca anche una partita politica, gli imprenditori puntano il dito sul meccanismo della campagna, non di facile comprensione da parte di chi doveva usufruirne, ovvero i visitatori. Si potrebbero invece usare altre modalità di recupero. Ci sono diverse modalità di recupero dei servizi e non delle cifre date attraverso sistemi che possono essere educational, invitare blogger, ovviamente fuori stagione, e quindi continuare a spingere una Sicilia che è in crescita ma che ha moltissimo margine. Se siamo pieni, magari non siamo pieni con Sicily, ma anche grazie alla pubblicità che è stata fatta. Profanata questa mattina, intorno alle 7, la chiesa di Maria Santissima Addolorata, in via dei Servi di Maria, nel quartiere Grotta Santa a Siracusa. È stata la porticina del tabernacolo aperta ad attirare l'attenzione di una parrocchiana che ha scoperto che mancava la pisside con le ostie, portate via anche il crocifisso e il leggio, che però è stato abbandonato nelle vie limitrofe. Pare che un venditore ambulante della zona abbia visto un uomo in sella ad una bicicletta allontanarsi dalla chiesa. Adesso indaga la polizia alla ricerca dell'autore del gesto. Catania Spazio Sport, primo step per la rigenerazione urbana di 13 spazi comunali a Trappeto Nord, inaugurata la piazza dedicata a Beppe Montana. C'era per noi Tonino De Mana. Una passeggiata a Trappeto Nord tra panchine tecnologiche, spazi per il tempo libero, campi di calcetto e basket ed un'area attrezzata dove fino a novembre scorso si aggiravano topi grossi ed agili, tanto da essere scambiati per gatti. Oggi di agile c'è il movimento dei bambini impegnati a saltare, giocare a calcetto o a basket, invogliando anche il sindaco trentino a cimentarsi dalla lunetta nel nuovo campetto di piazza Beppe Montana dedicata al commissario di polizia assassinato dalla mafia. Speriamo che la memoria si applichi con l'attenzione di tutti, da parte dell'amministrazione comunale, da parte dei residenti, affinché questo bellissimo posto possa camminare ancora per tanti anni. Piazza Montana è il primo tassello di un mosaico più ampio, 13 spazi comunali da riqualificare in chiave green senza perdere di vista l'attività fisica e l'inclusione sociale. Catania Spazio Sport, finanziato grazie al programma PON Metro 2014-2020, è un progetto di rigenerazione urbana che parte, non a caso, dalla periferia. In quel palazzo molte persone segnalavano la presenza di topi fino all'anno scorso, adesso c'è un bellissimo parco. E oltre a questo vorrei anche dire, io quando mi insediai al Consiglio Comunale nel 1988 ricordo che proprio uno dei primi interventi riguardava questa zona qui, perché avevo assistito personalmente a un fenomeno avvilente. Era arrivata una camionetta dei carabinieri e una serie di ragazzini lanciavano le pietre, ragazzini più che altro bambini, lanciavano le pietre contro questo mezzo che rappresentava l'istituzione, perché non c'era l'idea dello Stato. Siccome la vita è fatta, oltre che di prassi virtuose, anche di simboli che devono in qualche modo incoraggiare il cambiamento, credo che quello che è stato fatto qui sia la manifestazione più evidente di come bisogna agire. Una riqualificazione polivalente, come sottolinea l'assessore allo sport Sergio Parisi. Siamo davvero contenti, felici di vedere i ragazzini già cimentarsi nei due principali campetti, il campetto di calcio e il campetto di basket, il playground, ma abbiamo anche riqualificato un po' tutta la piazza, e gli stessi cittadini che in questi mesi hanno seguito i lavori ci hanno garantito che saranno loro i custodi di questo bene prezioso. Primo step avviato, ora tocca ad altri 12 luoghi che presto saranno rigenerati e consegnati alla collettività. E adesso il cinema, tutto esaurito per la masterclass del regista John Landis al Taormina Film Festival. Molti retroscene, gli aneddoti legati ai suoi film, dai Blues Brothers a Una poltrona per due. Stasera invece al Teatro Antico saranno proiettati i corti dei più noti influencer internazionali. Eva Spampinato.
Un incontro affollato per uno dei registi più proficui della storia hollywoodiana, John Landis, autore di film diventati veri e propri cult movie come Animal House, The Blues Brothers, Tutto in una notte, Una poltrona per due, Il principe cerca moglie e il celebre videoclip Thriller di Michael Jackson, è stato il protagonista di un'affollata masterclass al Taormina Film Fest. Landis ha raccontato aneddoti dietro le quinte dei suoi lavori durante l'appuntamento dedicato alla commedia al cinema. The only true test of the quality of a movie is time. L'unico test che decreta il successo e la qualità di un film, un libro, un'opera d'arte è il tempo, ha detto il regista americano. E proprio il tempo ha consacrato diverse delle sue opere, una tra tutte è diventato un appuntamento fisso nella notte di Natale in Italia. Ogni anno, il 25 dicembre, la TV propone il film Una poltrona per due. It's kind of extraordinary. You look at all the great Hollywood films. È una cosa incredibile e straordinaria, era un grande film allora e lo è ancora oggi. Una commedia degna di questo nome deve farti ridere, non sorridere, proprio ridere. L'umorismo è tutto, sia nella vita che nel cinema, ha concluso Landis. Prima volta a Taormina per Avi Rockwell e Tiana Taylor, regista e protagonista del film A Thousand and One, vincitore del Sundance Film Festival, proiettato per la prima volta in Europa al Taormina Film Fest. Stasera al Teatro Antico saranno proiettati i corti dei più noti influencer internazionali. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, ritorneremo mostrandovi in esclusiva le immagini del nuovo ritiro del Catania, subito dopo la pubblicità. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro TG Sicilia parliamo di calcio, lavoro in corso Zafferana Etnea nell'impianto che ospiterà il ritiro precampionato del Catania, conclusa la risemina del manto erboso, in settimana comincerà la ristrutturazione negli spogliatoi. Siamo andati a vedere con queste immagini che ci propone in anteprima il nostro Angelo Gagliano. Una stretta di mano in attesa della ratifica dell'accordo è bastata per siglare l'intesa tra la dirigenza del Catania e l'amministrazione comunale di Zafferana Etnea, che non vede l'ora di accogliere la squadra rosso-azzurra per il ritiro precampionato. Per l'occasione al Franco Lagona verrà rifatto il look. Venerdì della scorsa settimana è stata ultimata la risemina del manto erboso, il resto lo farà il clima. L'irrigazione è programmata per 2 volte al giorno per 15 minuti in ogni settore del terreno di gioco. Nelle prossime ore verranno invece avviati i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi. Da domani o dopodomani al massimo inizieranno sia i lavori edili sia quelli là di elettrici, perciò consegneremo per la data del 20 luglio già il campo e la struttura in perfette condizioni. Ne verranno fatti dei lavori anche in tribuna? Verranno fatti i lavori anche in tribuna, però sulla possibilità che i tifosi vengano, questo dipende dalla società. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, però dipenderà dalla società se accogliere o meno, se aprire o meno gli allenamenti ai propri tifosi. Tutti i lavori a spese dell'amministrazione comunale, che ne segue da vicino l'avanzamento con l'assessore allo sport e vice sindaco Salvo Coco. Sto seguendo insieme ai dirigenti e ai funzionari del comune di Zafferana Etnea i lavori per sia il rifacimento del manto erboso che quelli che partiranno a breve anche per il ripristino degli spogliatoi. Per noi è un motivo di grande orgoglio poter ospitare il Calcio Catania. C'è una città in fermento per questa occasione, quindi stiamo lavorando per far sì che il Catania possa trovare il miglior ambiente possibile e far sì che possa restare qui anche per un periodo che non si limiti solo e esclusivamente a quello del ritiro estivo. La consegna dell'impianto è prevista per il 20 luglio, in tempo per ospitare dunque il Catania, che lavorerà a Zafferana Etnea dal 24 luglio al 13 di agosto. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale di oggi, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.